Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Hashtag Coltiviamo il rispetto è l'iniziativa lanciata dalle imprenditrici di Coldiretti per fare qualcosa di concreto nel sensibilizzare sul tema del rispetto. A partire dal prossimo 25 novembre, nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne, nei mercati di Campagna Amica del Veneto, compreso il mercato agricolo di Mestre in via Palamidese 3/5, con cadenza mensile saranno in vendita i prodotti della gentilezza. Si tratta di specialità locali il cui ricavato sarà interamente devoluto ad associazioni impegnate nella prevenzione della violenza sulle donne. Coldiretti Veneto devolverà il ricavato di sabato prossimo alla famiglia di Giulia Cecchettin, istituendo una borsa di studio in sua memoria. La cronaca. In data odierna il questore di Venezia ha disposto la sospensione della licenza di attività del pubblico esercizio Sala VLT Revolution a Jesolo per la durata di 15 giorni. Il provvedimento è stato adottato in seguito ai numerosi elementi raccolti dai poliziotti di Jesolo, da cui è emerso che il locale era divenuto luogo di abituale frequentazione di soggetti pregiudicati e di malaffare. Non solo, è emerso anche che il titolare del locale in diverse occasioni violava le prescrizioni di legge che disciplinano gli orari di chiusura dell'attività, favorendo la prosecuzione delle attività di gioco in orario notturno a porte chiuse, con il chiaro intento di eludere i controlli delle forze dell'ordine, determinando in tal modo condizioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Ancora cronaca. Lo scorso 16 novembre la Polizia di Stato di Venezia ha dato esecuzione a un ordine di carcerazione messo dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Mantova, a carico di un cittadino italiano. L'individuo, condannato con più sentenze per truffe commesse nelle regioni italiane dell'Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, è risultato destinatario di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti. L'uomo, individuato e rintracciato dai poliziotti del commissariato di Marghera, è stato pertanto arrestato e al termine degli accertamenti di rito è stato portato nel carcere di Santa Maria Maggiore di Venezia per espiare una pena detentiva di 4 anni e 6 mesi. Cambiamo decisamente argomento. Alle ex cave Casarin in centro a Mestre sta avvenendo un test pilota di biorisanamento con l'impiego cioè dei funghi per la bonifica del terreno, sì proprio così. È una tecnica di bonifica biologica economica e a basso impatto ambientale, grazie alla quale è possibile risanare i terreni contaminati da idrocarburi policiclici aromatici. I funghi agiscono trasformando gli inquinanti in composti più semplici e biocompatibili. Di conseguenza, non essendoci assorbimento, non c'è alcun tipo di pericolo in caso di contatto o ingestione. Ulteriori dettagli nel nostro sito notiziaplus.it. E si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.